Vicepresidente Riccardo, un sopralluogo su luoghi colpiti dal maltempo del Friuli Venezia Giulia di queste ultime ore. Sì, abbiamo sorvolato tutta la costa, abbiamo visto che ci sono stati ovviamente, come tutti sappiamo, delle esondazioni, eh, però da quello che questa mattina siamo riusciti a verificare mi pare che la situazione sia abbastanza sotto controllo, tranne i punti che sapevamo bene avevano generato delle difficoltà. Ora il problema che ci preoccupa di più riguarda il Meduna, la zona a sud di Pordenone, che è quella più, insomma, che presenta condizioni di maggiore criticità. Adesso vedremo nel pomeriggio, le previsioni dicono che continuerà a piovere e poi ci aspettiamo almeno un paio di giorni di bel tempo per poi ritornare con le condizioni di nuove precipitazioni. E oltre questo c'è il problema della neve, perché le temperature si sono alzate, quindi questo diventerà acqua e quindi i nostri corsi acqua sono ovviamente pieni, e abbiamo sorvolato anche il Varma, come la 251 è riaperta. Speriamo che questa pioggia che si aggiunge a tutto quello che c'è stato non ci porti ad avere situazioni critiche. Insomma, al momento mi pare di poter dire, tranne le condizioni di difficoltà che conosciamo, non ci siano ulteriori elementi sul campo. Però continuiamo a tenere sotto controllo le cose minuto per minuto.